Professore, scusi. Che c'è? Ah, sì, dopo. Che fine ha fatto la ragazza? Non lo so. Credo che sia andata via. Non l'ho più vista. Avverti la portineria e che la fermino se non è ancora passata. Va bene. Pronto? Sì? Sicuro? Va bene. Senta, mi avverta se la dovessero trovare. Il portiere si era allontanato un momento, la ragazza forse è andata via. Comunque la stanno cercando. Un bel guaio se non riusciamo a rintracciarla. Senza nessun elemento anamnestico, rimaniamo nel campo delle ipotesi. E lei a che punto è? Ho analizzato i risultati di laboratorio, se vuole dare un'occhiata. Certo. Sembrano in aperta contraddizione con il caso clinico del nostro paziente. Sembrano quasi quelli di un soggetto perfettamente normale. Sì, salvo qualche minima anomalia qui sul tracciato. Queste piccole anomalie ce l'abbiamo un po' tutti. Avanti. Venga. Permesso, professore? Sembra che quella donna sia andata proprio via, ma abbiamo ritrovato questa. Ah, sì, la riconosco. È la sua borsetta. Grazie, Vapore. Prego. Ma non c'è niente dentro. Neanche un documento, il portacipria, il rossetto. Vuota. Completamente vuota. Una cosa molto strana. Come tutto il resto. Che tipo era quella donna? Giovane, semplice, normale, come tante altre. Eppure, appena il nostro paziente se l'è vista davanti, ha avuto una grave crisi psicomotoria. Come se quella donna facesse parte di una realtà che la sua mente ha deformato. Di un ricordo frustrante che vuole cancellare.